Il termine ultimo per la presentazione della candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 è il prossimo 31 marzo, domani quindi. Eppure dal CONI sarebbero già stati divulgati i nomi di Milano e Torino come le sole che avrebbero presentato una proposta di manifestazione di interesse. E le Dolomiti? E il Veneto? Pensare che qualcuno scriva il 28 marzo che c'è già una candidatura a me fa ridere. Tanto è vero che ad oggi ufficialmente si dice che sono due le manifestazioni di interesse. Torino, Milano e Cortina, Dolomiti UNESCO, che ovviamente coinvolgono con le strutture sia Trento che Bolzano. Senza dimenticare tutta l'area dell'altopiano, come proposta da Rete Veneta, perfettamente in grado di gestire gare di fondo, ma anche di short track, biathlon e pattinaggio velocità. In ogni caso il governatore Zaia è intenzionato a combattere e combattere correttamente, seguendo le regole precise. Noi sappiamo che candidiamo a un comprensorio sciistico più grande al mondo, oltre 1400 km di piste, per cui se c'è un tema nelle Olimpiadi invernali è quello della neve e del ghiaccio. Abbiamo i trampolini, abbiamo i palazzetti del ghiaccio, abbiamo un sacco di attività perché viviamo di neve, no? Viviamo di sport invernali. C'è anche Torino e Milano, vabbè ho capito c'è anche Torino e Milano, ma noi abbiamo il patrimonio dell'umanità, le Dolomiti. Se qualcuno ci spiega per quale motivo noi non ci meritiamo la candidatura, noi diciamo signor sì, ma ce lo devono spiegare bene e farci capire che abbiamo sbagliato. Io sono convinto che la strada è quella giusta. Al proposito, Zaia ha ricordato cosa era già successo in occasione dell'ipotesi candidatura Veneto alle Olimpiadi 2020. Si disse no, il Veneto non si merita le Olimpiadi, non è in grado di farle, le facciamo a Roma. Dopodiché a Roma è arrivata la Raggi, li ha mandati a quel paese, quindi abbiamo perso tutto. Io direi questa volta fidatevi del Veneto.